Siamo all'Annunziata, al quartiere universitario, dove sono state costruite ben 3 facoltà dell'Università di Messina. Questo è un quartiere residenziale che confina con l'università. Qua di fronte a noi è stata aperta il primo tunnel che collega lo svincolo di Giostra con lo svincolo dell'Annunziata. Proprio sopra di noi passa la strada che finalmente collega i 2 quartieri di Messina, molto importanti perché da Giostra arriva direttamente l'autostrada da Palermo, Messina-Palermo, mentre all'Annunziata c'è il primo polo universitario che comprende la facoltà di lettere, la facoltà di veterinaria e la facoltà di farmacia, più la casa dello studente. È una grande cittadella sportiva del Flusso Messina che è stata progettata per le Universiadi nel 1997 e che adesso è completamente in funzione e attiva. Questo è il quartiere dell'Annunziata, uno dei quartieri più antichi forse della città di Messina, esisteva già nel 1400. Qui è nata una importante figura della città e della famiglia di Calafato, Beata Eustochia, e poi santa, fatta santa dal Papa polacco dopo 500 anni, un caso abbastanza originale di santificazione. Questo è il nuovo viale dell'università, con la sede del CUS, la piscina e il quartiere Cidola, con la quasi della facoltà di lettere e i nuovi insediamenti dell'Università di Messina.